Eccoci qui, buon pomeriggio, un saluto da parte di Andrea Matte, benvenuti alla 16ª puntata della nuova stagione di Casa Cus Cagliari a Radiolina. Che cos'è Casa Cus? Il programma che, come diciamo sempre, ogni venerdì da diversi anni ormai a questa parte, vi racconta gli atleti e i dirigenti del centro universitario sportivo cagliaritano. Lo facciamo come sempre sulla pagina Facebook del Cus Cagliari, su quella di Radiolina e su quella dell'Unione Sarda, che insomma ci accoglie e ci ospita in questo appuntamento del venerdì pomeriggio. Parliamo come sempre di sport, parliamo come sempre dello sport che si pratica al Cus Cagliari, atletica leggera, hockey su prato, e poi anche uno spazio alle associazioni, come stiamo insomma facendo in questa seconda parte, in queste puntate del 2022, in cui raccontiamo un po' quelle che sono le storie delle associazioni che hanno avuto a che fare con noi negli anni, per i progetti, per quella parte di sociale, di sport che c'è sempre al Cus. Partiamo come sempre dall'atletica e lo facciamo collegandoci da Cagliari e da Sassari, perché insomma noi siamo, ecco, lo sport che unisce la regione. Da una parte Andrea De Montis, da una parte l'altra del video. Ciao Andrea. Ciao. Dal Cus Cagliari, quindi insomma proprio Andrea, tu giochi in casa in questo momento, sei proprio il portabandiera del Cus, mentre sotto Andrea, eccolo qua, questa è nell'inquadratura centrale, c'è la nostra Elisa Pintus. Ciao Elisa, benvenuta. Ciao, buongiorno. Che non è al campo, è in macchina, ma in realtà si stava allenando, giusto? Me lo confermi? No, sto per andare. Stai per andare, perfetto. Allora, per chi non li conoscesse, Andrea è un saltatore con l'asta, giovanissimo. Andrea, quanti anni hai? 16 anni, quindi insomma pratichi sport praticamente da piccolissimo. Sì, in pratica lo faccio da quando sono nato, sono sempre stato qui, ho sempre vissuto sul campo, diciamo. Senti, il tuo primo ricordo da sportivo qual è? Ti dicevo, insomma, sei arrivato da molto piccolo, quindi immagino che avrai vissuto proprio il campo davvero, veramente da piccolo. Sì, non ho un ricordo preciso, ma diciamo che ho più dei ricordi sul campo, comunque già proprio quando ero piccolissimo, a pochi anni, che provavo a correre sul campo, saltare, e comunque praticavo già atletica. Elisa, invece, il tuo primo ricordo da sportiva in generale? Poi ovviamente entriamo nella dinamica Cus. Il mio primo ricordo è comunque legato all'atletica, perché ho sempre fatto solo atletica ed è, non so, gli allenamenti, quando ancora mi allenavo a Porto Torres, le prime gare allo Stadio dei Pini, quando c'era ancora la pista vecchia, quella gialla e rossa. I miei primi ricordi sono lì comunque, gara da esordiente proprio. Allora, restiamo con Isi, andiamo a vedere un po' di immagini dei suoi allenamenti di qualche anno fa che abbiamo recuperato da YouTube. Elisa, tu sei in realtà la record woman, si può dire così, insomma, detieni il record sardo sia nel peso che nel disco, giusto? Sì. Senti, com'è migliorarsi di gara in gara? È difficile in realtà, cioè è molto più complicato di come sembri, perché in allenamento, oltre che essere tutto molto più semplice, è anche tutto molto più dilatato, cioè ci sono molti più lanci, c'è molto più margine di errore in un certo senso, mentre in gara bisogna tentare di sbagliare il meno possibile e quindi è tutto molto più complicato. Per rimanere in tema di record, Andre, tu ti stai in realtà migliorando praticamente di domenica in domenica, di sabato in sabato, insomma, di gara in gara. Quanto conta per te fare meglio? Allora, molto, perché comunque è un modo per affermarsi sia nel panorama italiano, che anche ora iniziamo a puntare anche alle competizioni internazionali, visto che ci sono gli europei, e quindi puntare a migliorarsi di gara in gara è molto importante per essere competitivi e far capire di valere quelle misure. A proposito di, insomma, tu parlavi di europei, Simo, ti chiedo di mandare, grazie a Simo Luca in regia anche in questo venerdì, di mandare in onda il terzo filmato, quindi quello di Andrea, perché mostriamo quella che è il salto dello scorso fine settimana che ti ha permesso di raggiungere la misura di 4,62, giusto? No, 60. 4,60, che però insomma ti vale la qualificazione ai campionati europei allievi. Questo è sicuramente un buon risultato, un ottimo risultato. Sì, qui vorrei specificare che non è ancora sicuro che andrò, però perché comunque bisogna restare tra i primi 2 in Italia, però comunque è una cosa molto importante, soprattutto farla già nelle competizioni indoor,
quindi speriamo solo di restare tra i primi due e andare. Qual è la distanza dagli altri? Qual è? Allora, più o meno adesso con un altro ragazzo siamo allo stesso livello, perché lui il 31 dicembre ha fatto 4,62, però comunque lo contiamo come quest'anno, anche se non c'è nelle graduatorie. E poi c'è un altro ragazzo a 4,30, quindi c'è un po' di margine, però comunque non si sa mai, quindi speriamo. Quindi speriamo bene, insomma, noi ovviamente continueremo a seguire le tue gare, lo faremo con i nostri canali social come sempre. Elisa, anche tu hai ripreso con le gare e ti chiedo in realtà poi quanto è stato difficile ricominciare. È una domanda che io faccio molto spesso, però per molto tempo voi non avete gareggiato, non vi siete messi a confronto con gli altri, da qualche tempo in realtà però avete riniziato. Allora, riniziare è sempre la parte un po' più difficile, quella parte in cui bisogna rompere il ghiaccio e iniziare a gettare le basi per tutta la stagione. È stato un po' difficile, quest'anno ho preferito iniziare da una gara al coperto, quindi sono andata a Padova a fare il peso e tutto sommato non è andata male, anche perché comunque non c'era così freddo come mi aspettavo, c'era un bel clima. E quindi è stato complicato, però non proprio difficile, ecco. Senti Elisa, te lo chiedo spesso ed è giusto insomma che te lo chieda anche oggi. Qual è il tuo rapporto con il CUS Cagliari? Perché insomma tu sei nella parte alta della Sardegna, sei a Sassari, quindi non vivi la realtà che magari può vivere Andrea quotidianamente, però c'è comunque un legame al di là del tesserino, del cartellino, no? No, col CUS Cagliari ho un bel rapporto, mi dispiace che comunque le uniche possibilità di vederci siano solo alle gare proprio perché sto lontano da Cagliari, però insomma quando c'è il periodo in cui si intensifica anche il numero di gare riusciamo a frequentarci un po' di più anche con gli altri atleti e con gli altri dirigenti e quindi il rapporto è comunque un bel rapporto e rimane, ecco. Andrea, torno da te e ti chiedo quelli che sono i tuoi prossimi obiettivi. Abbiamo già parlato di quello che è stata la misura minima per partecipare ai campionati europei allievi, però conoscendoti in questi anni, insomma, abbiamo imparato a conoscerci anche sui nostri canali social e anche semplicemente così con un rapporto puramente umano. Per te migliorarsi è sempre importante, però qual è il tuo prossimo obiettivo? Allora, fino alla prossima gara saranno i campionati italiani, quindi non gareggerò prima del 20 febbraio ad Ancona e lì ovviamente cercheremo di migliorare il personale e poi l'obiettivo sarà quello di vincerli, perché comunque sarà la cosa più importante, però proverò sicuramente a migliorare e poi speriamo vada bene. Elisa, invece, qual è il tuo prossimo obiettivo? Anche per me sono i campionati italiani ad Ancona, non quelli allievi, quelli assoluti che sono la settimana dopo quelli degli allievi. E poi mi piacerebbe anche riuscire a rientrare nella finale nazionale degli invernali lanci, che probabilmente sarà lo stesso fine settimana, non è ancora chiaro, però e quindi insomma, in quel caso vediamo come va. Ti sdoppi in quel caso, fai un giorno e un giorno, come fai? Lì è complicato. Spero che abbiano il buon senso di mettere le gare in 2 giorni diversi, altrimenti mi toccherà scegliere una delle 2 gare. Quindi Vedremo. Amici della Federatletica, permettete alla nostra Elisa di fare 2 gare, una dopo l'altra, così insomma possiamo raccontare meglio quelle che sono le sue imprese. Grazie Elisa Pintus, grazie Andrea De Montis, grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie mille. Allora, proseguiamo in questa puntata di Casa CUS e lo facciamo come sempre con le nostre challenge, perché stiamo cercando i migliori atleti, lo stiamo facendo un po' un giro degli sport. Abbiamo iniziato col basket, proseguiamo col volley, anzi abbiamo iniziato col basket, proseguito col volley e continuiamo ancora col calcio e andiamo a vedere i protagonisti di questa challenge e vediamo un po' cosa hanno fatto i nostri atleti. Fammela vedere.
Abbiamo ovviamente poi chiesto ai nostri atleti, lo vedrete nella parte, diciamo nella video completo sui nostri canali social, quella che è stata la prova dei nostri Alessio e Tommaso. Poi insomma capirete un po' meglio sui nostri canali ovviamente le prove realizzate dai nostri atleti e pensate da Edoardo e Giampaolo, che sono i nostri ragazzi che si mettono al lavoro ogni giorno per seguire quella che è la comunicazione, quelle che sono le tante cose che facciamo al Cus Cagliari. Tra le tante cose che facciamo al Cus Cagliari c'è anche l'hockey su prato. Tanti sport c'è anche l'hockey su prato. E qui abbiamo, signori, 2 dirigenti ma anche 2 genitori di atleti, ma ve lo spieghiamo con calma. Massimo Vaccargiu e Roberto Ortu, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ciao Andrea, ciao Massimo. Massimo, Ciao, come buon eccoci pomeriggio. qua. Ciao ragazzi. Allora, qui vi chiamo perché in realtà voi siete avete 2 figure importanti. Intanto quello dei dirigenti, che ne parliamo tra poco con Massimo. È importante, no? Andare a creare quelle che è la nuova classe dirigente sportiva, formarli, essere presenti sul campo. E dall'altra in realtà poi anche i genitori, perché da una parte Massimo è il padre di Mapi Vaccargiu, che abbiamo già parlato molto spesso, che insomma è venuto a trovarci tante volte qui al CUS, e invece Roberto è il padre di Pietro Ortu, autore, come ci può mostrare in questo momento il nostro buon Simo Luca, del gol che in realtà ha dato la promozione al Cus Cagliari nella scorsa stagione. Ecco qua, questo è il gol di Pietro. Intanto chiedo al padre Roberto di raccontarci quella che è la sua emozione di quel gol. Un'emozione grande. Vincere una partita fondamentale per l'accesso alla Serie A1 con il gol di tuo figlio a 3 minuti dalla fine, ovviamente può solo creare grande emozione. Mentre Massimo, vado da te. Intanto tu insomma sei tanti anni al CUS, per cui hai visto cambiare anche diversi presidenti, diversi gruppi dirigenti, ma non è quello sicuramente su cui stiamo puntando con questa domanda, ma è proprio il fatto di diventare dirigenti sportivi, cioè l'importanza della formazione, l'importanza di essere anche presenti sul campo. Beh, certamente la pratica quindi del campo, quindi stare insieme ai ragazzi, stare insieme ai tecnici è molto importante, quindi frequentare il campo, oltre che chiaramente per accompagnare il proprio figlio anche nelle altre categorie dove appunto è necessario essere presenti. Mi ricordo soprattutto i primi anni dove effettivamente dovevamo seguire insieme ad un altro carissimo amico, Salvatore, appunto tutte le categorie, a volte anche la prima squadra, perché effettivamente in questi circa 15 anni che appunto per la prima volta mi sono affacciato al mondo del Cus Cagliari per accompagnare appunto mio figlio, diciamo abbiamo avuto la possibilità di frequentare tanti campi un po' in tutta Italia per le finali nazionali, per tutti i campionati regionali, quindi una bellissima esperienza che tuttora appunto porto avanti. Fortunatamente devo dire con un po' meno impegno, perché appunto altri genitori come Roberto, Alessandra e tanti altri che piano piano si stanno avvicinando, dà la possibilità anche di trasferire, diciamo, quelle esperienze che in questi anni sono state appunto maturate. Roberto, tu segui da vicino anche quelle che sono le under, perché in questo momento il campionato di A1 è fermo per la pausa invernale, anche se immagino che riprenderà nelle prossime settimane, mi immagino a marzo, così vado a memoria in questo momento. Sì, 6 marzo abbiamo la Coppa Italia e la settimana dopo riniziamo con la stagione regolare della1. E poi c'è tra l'altro anche la Serie B, che è un po' una squadra che mette insieme i giovani, mette insieme i giocatori di A1, per cui è un po' anche un modo per tenersi sempre in forma. Studiata per far crescere i più giovani e dargli la possibilità di raffrontarsi con quello che è il campo A11, che loro conoscono poco, insieme all'esperienza di qualcuno della prima squadra. Resto con te sul tema delle giovanili, perché l'ambiente che si respira poi nel settore hockey su prato è un ambiente buono, positivo, perché ci sono tanti ragazzi che in questo momento insomma sono sul campo e provano a fare uno sport che potremmo dire anche definire uno sport di nicchia, però insomma che è cresciuto al CUS anche grazie a tanti progetti.
Sì, tantissimi progetti, soprattutto quello su cui ci impegniamo maggiormente è il progetto scuole, che ci vede impegnati con diverse scuole di Cagliari e l'Interland per cercare di far conoscere maggiormente il pianeta hockey e avvicinare i ragazzi appunto a questa disciplina. Poi ovviamente trasferire dalla scuola al campo deve essere il passo successivo che cerchiamo di invogliare in questi ragazzi. Massimo, qual è il tuo primo ricordo arrivato al CUS Cagliari? L'abbiamo chiesto ai nostri due ospiti precedenti, ma lo chiedo anche a te. Ma devo dire, non fu un ricordo molto bello, nel senso che il movimento era veramente ridotto ai minimi termini, devo dire. Parlo chiaramente dell'ambiente del settore giovanile, logicamente, Certo. perché Mapi a suo tempo aveva 11 anni appena compiuti, quindi chiaramente andò come tanti altri ragazzi per provare, poi si innamorò di questo sport, tuttora appunto frequenta con estrema passione, e quindi mi ricordo proprio i numeri veramente risicati, ma già a suo tempo chiaramente c'era diversi giocatori che si prestavano per cercare di propagandare appunto lo sport, la disciplina dell'hockey nelle scuole, quindi diciamo da sempre il serbatoio, chiamiamolo così, di approvvigionamento della disciplina dell'hockey è stata la scuola, e c'erano già a suo tempo, ricordo, difficoltà enormi, però pian pianino diciamo il movimento è cresciuto. Mi ricordo appunto questo, il fatto di veramente pochi ragazzi, quindi si dovevano fare i salti mortali, molto spesso si andava in campo veramente ai minimi termini, senza panchina o addirittura qualche volta anche con qualche giocatore in meno. Quindi fu quello, però c'era questo entusiasmo, mi colpì però per contro questo entusiasmo che c'era appunto sia nei tecnici che nei ragazzi che scendevano in campo, i dirigenti di allora, appunto ricordiamo Giuliano Loddo, Certo. in particolare, che appunto all'epoca era il responsabile appunto della sezione, ecco. Roberto, quanto conta da genitore avvicinare i figli al mondo sportivo? Magari ecco, si è stati giocatori in precedenza, magari semplicemente appassionati. Questo capita sicuramente molto nel calcio, ma capita anche in tantissimi altri sport. Credo conti anche nell'hockey su prato, che rispetto agli altri sport forse paga l'idea di non essere uno sport così tanto vissuto, così tanto conosciuto, di cui si parla tutti i giorni nei grandi media, no? Purtroppo è vero, no, non se ne parla molto. Riguardo ai miei figli, per la verità sono loro che hanno trascinato me piuttosto che io che ho Specifichiamo. avvicinato loro al hockey. No, io ho 4 figli, ho iniziato Paolo 8 anni fa, sempre nella scuola, la scuola Alfieri. Loro a ruota hanno seguito il fratello immediatamente più grande, quindi Paolo, poi Pietro, Luigi e Andrea, che adesso sono tuttora giocatori del CUS Cagliari, e con molto impegno e anche con molta passione, che è quello che assolutamente non deve mancare mai. Quindi Certo. la passione è la parola chiave anche dell'hockey su prato, la passione è la parola chiave di qualsiasi tipo di sport praticato ovviamente a Sta Duchessa. Grazie a Massimo Vaccargiu, grazie a Roberto Ortu per essere stati ospiti di questa puntata di Casa CUS, grazie ragazzi. Grazie a te Andrea. Ovviamente Grazie Andrea, ci arrivederci. rivediamo in Ciao. campo come al solito, al campo dedicato appunto a Giuliano Loddo. Ne abbiamo già parlato in tante altre puntate, è stato uno dei dirigenti più importanti nel settore, ma anche ovviamente nella storia del CUS, nella storia recente del CUS Cagliari. È tempo, caro Simo Luca, di andare a vedere la seconda challenge di oggi, perché sì, va bene la prima scuola di calcio, è giusto, però c'è che insomma calcio inizia a giocarci da piccolo, per cui andiamo a vedere che cosa hanno fatto i bambini della nostra scuola calcio. Meglio, forse questi sono un po' più grandi della scuola calcio, ma vediamo un po'.
E questi sono i ragazzi più piccoli della scuola calcio. In realtà i più piccoli non sono sicuramente loro, perché sono bambini che sono veramente piccoli, 3-4 anni, per iniziare a vivere un po' il mondo sportivo. Oggi è però una giornata molto importante, perché è la giornata mondiale contro il cancro. Negli ultimi anni abbiamo fatto alcuni progetti, realizzato alcuni progetti con tante associazioni, e tra queste c'era la IOM, che ha il nostro Daniele Farci. Buongiorno Daniele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Andrea. Coordinatore regionale di IOM e anche consigliere nazionale, quindi insomma di questa dell'associazione. Insieme a lui c'è Valentina Ligas. Ciao Vale, la collega Valentina Ligas, diciamolo Vale, no? Grazie. Ciao Andrea, ciao dottor Farci, buonasera a tutti quanti voi che ci ascoltate. Grazie Andrea per questo invito, gentilissimo, sei sempre così solerte e attento. Sì, io sono stato molto attento, perché nella giornata di oggi, poi ovviamente lo racconteremo anche per chi guarda questa puntata, la guarderà nelle prossime settimane sia su Facebook che su YouTube, è una giornata importante. Abbiamo detto, ma perché la tua associazione, di cui fai parte, ha organizzato un bel evento, un interessante evento. Sì, abbiamo organizzato, grazie alla collaborazione che ormai abbiamo da anni con dottor Farci, dottor De Sena, una tavola rotonda in cui sarà possibile incontrare appunto dottor Farci, dottor De Sena, la dottoressa Farris e dulcis in fundo la dottoressa Galimberti, che è un'eccellenza nazionale, così come anche gli altri ospiti della tavola rotonda. La dottoressa Galimberti abbiamo la fortuna di averla in questi giorni in Sardegna, arriva dall'Istituto Europeo di Oncologia. È importante che ci incontriamo e che non ci fermiamo nonostante il periodo. Questo è un segnale fondamentale, perché vogliamo continuare a fare prevenzione, ed è questo che ci dice di fare tra l'altro la giornata mondiale contro il cancro, oggi 4 febbraio. Quindi nonostante tutti i rinvii delle varie di follow up e delle varie visite di controllo, noi ci siamo, ed è questo che soprattutto vogliamo dire. Dottor Farci, io insomma le chiedo un po' di fare il punto della situazione, perché è un periodo complicato per tutti, un periodo complicato per quello che è il Covid, ma che porta anche un po' a un rallentamento, no, di alcune strutture sanitarie, anche in alcuni casi di mancanza di medici. Però insomma il suo punto di vista, da questo punto di vista appunto, è importante. Le problematiche principali ci sono state nel primo lockdown nel 2020, quando c'è stato un significativo rallentamento delle visite di follow-up, ma soprattutto c'è stato un rallentamento per quello che riguarda l'approccio alle cure, nel senso che c'è stato un rallentamento negli interventi chirurgici, ma anche nelle terapie di tipo medico e soprattutto nello screening oncologico. Queste problematiche si sono trascinate anche in occasione della seconda e della terza ondata Covid, quindi tuttora abbiamo delle problematiche di questo genere, ed è una cosa che è estremamente preoccupante, perché se noi analizziamo i numeri del cancro, noi sappiamo che nel corso del 2020 e del 2021 abbiamo avuto circa un 10% in meno di diagnosi di tumore, ma la paura forte è che questo lo pagheremo poi nel corso di quest'anno, nel corso del 2023, quando arriverà lunga rallentamenti che ci sono stati appunto a causa della pandemia, e che hanno portato soprattutto ad un rallentamento, in alcuni casi proprio in un fermo degli esami di screening, il che sta a significare che sono venute a mancare quelle diagnosi precoci che consentono anche delle percentuali molto alte di guarigione, per cui il rischio è quello di trovarsi nel corso di questo anno, nel corso del 2023, un maggior numero di tumori, non solo un maggior numero di tumori, ma anche un maggior numero di tumori in fase avanzata. Quindi questa è una grossa preoccupazione che si somma a quelle che sono le problematiche quotidiane, come accennavi tu, anche le carenze, quello che riguarda il personale sia medico che infermieristico, e quello che riguarda le croniche carenze anche della nostra sanità, in modo particolare facendo riferimento all'oncologia, le problematiche della gestione sia territoriale che domiciliare del paziente oncologico.
Valentina, torno da te per chiederti quelle che sono le principali iniziative della vostra associazione Mai più sole contro il tumore, nata in realtà poi con un altro nome, poi è cambiata, o in realtà il nome forse è rimasto lo stesso? Inizialmente nasceva come Mai più sole contro il tumore ovarico, perché è da lì che siamo partiti, in virtù del fatto che una cara amica della nostra presidente Alba Chiara Bergamini aveva avuto difficoltà appena contratto il tumore ovarico, brancolava nel buio, non aveva informazioni, allora aveva espresso il desiderio che si potessero avere maggiori informazioni e che le donne non restassero sole. Quindi da lì abbiamo iniziato col tumore ovarico, ma poi ci siamo rese conto che quando si parla di tumore ovarico non si può prescindere da altre neoplasie, in primis come quella mammaria e tante altre, e così ci siamo allargate, anche in virtù del fatto che si sono avvicinate a noi tante pazienti che hanno il tumore in altre sedi, per cui adesso siamo diventate Mai più sole contro il tumore. Siamo prettamente un'associazione femminile, ma si sta aggiungendo qualche ragazzo. In genere è un po' più difficile che si possano raccontare le storie degli uomini, perché forse c'è maggior timidezza, però stiamo arrivando anche a quello. Ciò che noi abbiamo fatto per tutto il periodo, questo periodo storico, che è un periodo particolare, la nostra volontà è sempre stata quella di non fermarci, nonostante ci fossero tante restrizioni, quindi abbiamo continuato ad incontrarci per quanto fosse possibile in numeri ristretti, sempre con la massima cautela, mascherina, tutte le precauzioni che occorrono, e abbiamo fatto rete in un periodo difficile come questo. Abbiamo voluto raccontare, lo raccontiamo ancora oggi, che l'oncologia non si ferma e che soprattutto il tumore non va in vacanza. Quindi tra tutte le nostre varie iniziative ci sono la tavola rotonda di oggi, in cui abbiamo la possibilità di incontrare a tu per tu i professionisti del settore. Questo è bellissimo, perché si parla da uomo a donna, così come parliamo spesso con il dottor Farci e con il dottor De Sena, e da donna a donna con la dottoressa Farris e con la dottoressa Galimberti. È proprio questa volontà di non creare barriere, la volontà di far sì che esista una forte alleanza terapeutica, e questo è fondamentale. Quindi questi sono i nostri appuntamenti, e poi ne avremo un altro anche domani, il tè con l'esperto, in cui incontreremo un ginecologo, il dottor Peretti, insieme all'oncologa che collabora con lui, la dottoressa Massa. Loro sono del Policlinico di Monserrato. Dottor Farci, le chiedo in chiusura quello che è un appello alla prevenzione, perché sappiamo, l'abbiamo capito insomma in questi anni quanto è importante la prevenzione, quindi insomma le chiedo di chiudere con un appello, ma anche con una parola di speranza, perché insomma è importante anche quello. Ma la speranza sicuramente, anche perché i dati stanno a dimostrare come, al di là di tutte le difficoltà, di tutti i problemi, i successi che otteniamo giorno dopo giorno con le terapie mediche, le terapie chirurgiche, con la radioterapia, sono successi comunque importanti, quindi la speranza c'è sempre. L'aspetto della prevenzione è fondamentale. La prevenzione primaria ci dice che nel 40% dei tumori, ci dice che il 40% dei tumori, è prevenibile adottando degli idonei stili di vita, quindi non fumando, facendo attività fisica, alimentandosi in modo corretto, ed è un aspetto di estrema rilevanza, fra cui anche non abusare con alcolici e superalcolici. Ma vorrei sottolineare un altro aspetto. Rapidamente le chiedo, professore, dottore. Sì, rapidissimo, il 16% dei tumori è attribuibile a problematiche di tipo ambientale. Questo è un dato molto recente ed è un dato molto importante, che chiaramente chiama in causa non il singolo soggetto, ma più in generale la società e la politica. Bisogna prestare particolare attenzione anche alla riguarda la prevenzione dei tumori. Grazie al dottor Daniele Farci, grazie a Valentina Ligas, che ritroveremo poi anche nei prossimi programmi di TCS dedicati allo sport, ma ne parleremo nelle prossime puntate di Casa Cus. Grazie mille. Grazie a voi.
Grazie. Andiamo a chiudere questa puntata di Casa Cus ricordando quelli che sono i 4 appuntamenti sportivi delle nostre prime squadre. Domani la gara tra Villa Speciosa e Cus Cagliari, parliamo di serie C1 maschile di futsal. Al Palacus la sfida contro il Battipaglia alle 19:15. La finale di tennis domenica alle ore 10 tra Tennis Club Arzachena e Cus Cagliari, e poi la chiusura alle 15 di domenica, Cus Cagliari Antioquense 2013, il campionato di prima categoria. Come sempre vi ricordo quelli che sono i nostri canali social: Cus Cagliari Official per la pagina Facebook, per l'account Instagram e per il nostro canale YouTube. Per tutte le altre informazioni ovviamente il sito cuscagliari.it e radiolina.it/podcast per rivedere le nostre puntate. Chiudiamo come sempre con l'intervista di Giulia Innocenti, questa volta a Filippo Tocco, al professor Filippo Tocco, che insomma ci racconteranno un po' quella che è sempre la parte successiva al Covid. Filippo Tocco, professore associato nel settore scientifico di scienze motorie e sportive, direttore della scuola di specializzazione in medicina dello sport e dell'esercizio fisico presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità dell'Università degli Studi di Cagliari. Detta tutta la nomenclatura, io sono Andrea Mata, Silvio Luca in regia, grazie mille, noi ci vediamo tra 7 giorni con Casa Cus. Ciao Filippo, parliamo di prevenzione del Covid. In che misura lo sport ha un ruolo chiave? Allora, lo sport ha un ruolo importantissimo perché tutte le persone che fanno attività motoria oppure anche attività agonistica in maniera continuativa hanno un sistema immunitario più forte. Infatti anche le ultime ricerche di questi anni di pandemia hanno dimostrato che gli sportivi difficilmente vanno incontro a forme gravi di Covid. Dal 2020 ad oggi sono cambiate le abitudini di tanti sportivi, ma quanto è cambiata la routine di un medico dello sport? Ci sono state delle novità perché in relazione alla gravità della malattia uno sportivo, anche agonista, può essere richiamato a un nuovo accertamento e quindi osserverà se ha avuto la malattia, un periodo di stop, e noi dobbiamo rifare dei controlli che possono essere più o meno approfonditi proprio in relazione alla gravità della malattia. Quale consiglio daresti ad uno sportivo che si sta riprendendo dal Covid? Ecco, qui ugualmente bisogna fare dei distinguo perché chiaramente se hai avuto una forma asintomatica o paucisintomatica, la ripresa, come dicono anche i nostri protocolli, quelli che ha stabilito il Ministero della Salute in collaborazione con la Federazione Medico-Sportiva Italiana, ci dicono che anche dopo una settimana puoi avere una ripresa previo controllo medico, quindi sempre un breve check-up dal tuo medico sportivo e poi dopo una settimana riprendi. Se hai meno di 40 anni, se hai più di 40 anni un po' più di prudenza, lo sportivo master anche 14 giorni di pausa. Se invece hai avuto delle forme più gravi, il discorso è molto più soggettivo e quindi devi fare delle valutazioni più approfondite rispetto alle visite di routine e potrebbe darsi che il periodo di stop duri anche più a lungo. Grazie Filippo. Vuoi lanciare un messaggio al CUS? Io intanto vi ringrazio per questa iniziativa molto bella e voglio dire a tutti che appunto fare sport anche all'aperto, come si può fare qui al CUS, è qualcosa che fa bene in generale, ma ancora di più contro appunto malattie infettive come questa, per cui fate sport, fate attività motoria, fatela sempre in sicurezza rispettando i consigli che trovate appunto sui siti dedicati. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Ciao amici di Casa CUS.